Attraverso questa interrogazione si chiede alla Giunta se non ritenga opportuna la costituzione di un tavolo in cui, insieme a prefetture e sindaci del territorio attraversato da suddetta arteria stradale, si possa trovare soluzioni alternative e meno impattanti per il territorio. Grazie Presidente. Grazie, prego Assessore Roberti. Grazie Presidente. Lo studio di fattibilità relativo al collegamento stradale tra la strada regionale 464 a Sequals e la strada statale 13 A4 a Gemona è stato consegnato i primi di agosto del 2022, con l'aggiornamento dello studio socio-economico e la prima stesura dello studio di alternative e dell'analisi trasportistica allargata al quadrante ovest-nord-ovest di riferimento. È in corso l'esame dello stesso presso il servizio competente che, dovendo tener conto delle previsioni d'area, chiusura del collegamento con la 464 attraverso la bretella di Barbeano, ipotesi sviluppata dallo studio di fattibilità per la Gronda Nord di Pordenone, fornirà indirizzi per l'approfondimento di una delle alternative valutate nell'ambito di una soluzione del sistema nel quale il corridoio funzionale più attrezzato e il sistema autostradale caratterizzato da margini di capacità notevoli, particolarmente dopo la realizzazione della terza corsia e considerando i flussi sulla A23. La soluzione di sistema, quindi, comprensiva della soluzione alle problematiche cui anche Gronda Nord risponde nel medesimo versante, costituirà parte dell'aggiornamento del piano regionale infrastrutturale di trasporto della mobilità delle merci e della logistica, in corso di esecuzione secondo l'indirizzo e le priorità individuate con la delibera 784 del 2021. Per quanto riguarda l'esigenza di collegare in modo rapido e sicuro il Friuli occidentale alla rete autostradale verso il nord Europa e a Udine, si evidenzia che la variante di Dignano e la bretella di Barbeano costituiscono un'importante penetrazione territoriale dell'autostrada A23, così come la Cimpello-Sequals collegata alla A28 e quindi alla A4. I collegamenti con il sistema autostradale che serve le direttrici internazionali e nazionali avvengono attraverso la rete ordinaria e la sua riqualificazione e potenziamento. Il coinvolgimento del territorio e degli enti interessati avverrà nelle interlocuzioni preliminari che si avranno con gli enti territoriali, in primis comuni, sulla bozza di aggiornamento del piano. Grazie. Alla mia domanda se è in previsione la costituzione di un tavolo in cui vi siano prefettura, sindaci e tutti gli enti coinvolti da questa infrastruttura, la risposta è stata fumosa, decisamente fumosa, quindi non sono soddisfatto della risposta. Grazie Presidente. Grazie.